gennaio, la data dell'atteso primo tavolo tecnico per gli 800 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala, ma per il sindacato ancora troppe le incertezze. Riconoscere la malattia e contatti stretti di positivi attualmente in quarantena, la richiesta al governo del presidente Zaia che suggerisce un nuovo corso per il tracciamento. Si è spenta nel tardo pomeriggio di ieri la giornalista e scrittrice veneziana Luciana Boccardi, aveva 89 anni, professionista appassionata e studiosa di costume. Anche Mestre avrà la sua prima pietra d'inciampo in ricordo della Shoah dedicata a Vittorio Bassi, classe 1901, arrestato in Carpenedo Bissuola, la cerimonia venerdì 28. Bulgara arrestata con 30 dosi di cocaina a manette anche per un italiano di 31 anni sorpreso a spacciare in un albergo in Corso del Popolo, operazione della polizia locale. Da stasera a rischio gelate notturne dalle 22 mezzi della protezione civile in azione con i mezzi spargisali su tutti i percorsi carrabili del territorio comunale. Si è concluso Natale Wonderland a Caorle, record di presenze con oltre 750.000 persone, molti turisti da Germania e Austria, indotto da oltre 10 milioni di euro. Buonasera e bentornati in diretta con i nostri telegiornali. Questa l'edizione di Venezia, come vi abbiamo raccontato nei titoli di apertura. Torniamo a parlare di Speedline, il futuro non è ancora deciso. Queste le parole caute della FIOM CGIL. Il 17 gennaio ci sarà il primo incontro del tavolo tecnico. È la data del primo tavolo tecnico, 17 gennaio, data fatidica per la Speedline, primo appuntamento che dovrà trovare il piano industriale sostenibile per il mantenimento degli oltre 600 lavoratori diretti e dei 200 dell'indotto dello stabilimento dei cerchioni in lega per auto dei grandi marchi del lusso. Nonostante gli annunci, è ancora presto per cantare vittoria. La partita non è assolutamente finita. Il calcio iniziale, se restiamo nella metafora calcistica, sarà dato lunedì, ma è un percorso molto in salita, molto complicato, e non lo diciamo perché siamo pessimisti, anzi. La delocalizzazione non è ancora del tutto scongiurata, tanti dubbi e le preoccupazioni per una decisione che potrebbe subire nuovi cambiamenti, a ribadirlo è il sindacato della FIOM. Quello che più ci preoccupa è che, così come è stata revocata la decisione, in tempi velocissimi potrebbe essere nuovamente rimessa in campo. L'amministratore delegato del gruppo Ronald ha esplicitamente detto che per loro la decisione della chiusura è l'unica possibile. Quello che ci preoccupa è proprio trovare invece gli strumenti per convincerli a restare. Non a caso il presidio fuori lo stabilimento di Tabina proseguirà ad oltranza. Dobbiamo controllare che in effetti l'accordo che è stato raggiunto per lasciare uscire il prodotto finito in effetti vada a finire alle case automobilistiche che sono nostri clienti, e non in qualche magazzino strano ad aumentare le scorte della Ronald. Speedline è la punta dell'iceberg di una crisi per il mercato auto e dell'automotive a livello nazionale. Nel solo mese di novembre in Italia si è registrato un calo delle immatricolazioni del 25%. La transizione dell'auto potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro di circa 50.000 addetti. Questo ovviamente se non si riesce ad intervenire, e quindi se il governo continua sulla strada del non intervento nel settore. Parte anche da Venezia la chiamata per l'imminente mobilitazione nazionale per spronare il governo. E abbiamo intenzione, insomma, per il mese di febbraio di mettere in campo questa mobilitazione. Parliamo ora di Covid, riconosce la malattia e contatti stretti di positivi attualmente in quarantena. Questa è la richiesta al governo del presidente Luca Zaia. Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica io non sono contatto di niente, o meglio, tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare, cioè non è che siamo... Questo guardate che è inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena,
come malattia. I rischi di peggiorare la situazione epidemiologica sono evidenti, per questo usa parole nette Luca Zaia nel chiedere al governo di riconoscere le quarantene per contatto stretto come malattia, nodo che interessa migliaia di lavoratori nel solo Veneto, dove il contagio continua a dilagare, circa 18.000 i positivi nelle 24 ore, e certo non aiuta il contact tracing ormai in tilt, con Omicron già oltre il 60% dei casi è destinata a impennarsi ulteriormente nel giro di 10 giorni. Anche per questo Zaia chiede di tradurre in pratica la linea delle CDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e quindi tenere fuori gli asintomatici dal conto dei positivi, con effetti molto concreti. Andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Stesso criterio che dovrebbe essere utilizzato anche nel considerare i pazienti ospedalieri. Zaia porta l'esempio della puerpera asintomatica che risulta positiva prima del ricovero. Noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Veneto che resta giallo ma che vede comunque l'arancione dietro l'angolo. Attenzione però, avverte Zaia, Omicron resta pericolosa. Nei primi 13 giorni di gennaio si è registrato un più 41% delle presenze di non vaccinati nelle terapie intensive rispetto al mese precedente e un meno 8 invece di vaccinati. Un dato sanitario che si traduce sempre più spesso in un fenomeno preoccupante. Arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura il 118 e poi rimandano Guardate, questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori. Mettono giù e dicono: ma richiamerò, alla fine vanno a prendersela a casa che non respira più. Questa è la tragedia. Quanto alle scuole, sono 254 su un totale di 1039 sotto provvedimento le classi scolastiche in quarantena per la presenza di casi Covid, 20.700 i ragazzi in isolamento, ha riferito l'assessore Manuela Lanzarin, 509 i positivi invece tra i 30.000 ospiti delle case di riposo. Tra di essi però soltanto 20 gli anziani ricoverati in ospedale, segno che il vaccino per i più fragili funziona. Si è spenta invece nel tardo pomeriggio di ieri la giornalista e scrittrice veneziana Luciana Boccardi, aveva 89 anni. Uno stile arguto, schietto, con giudizi spesso tranchant. La frase "mai paura di niente" ereditata dal padre, che è diventata presto il suo stile di vita. Luciana Crovato Boccardi è morta mercoledì pomeriggio all'ospedale civile di Venezia per un repentino aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Il prossimo ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Unanime il cordoglio da tutto il Veneto e da Venezia, la sua città. Nel settembre 2020, alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stata presentata la sua biografia, La Boccardi, scritta dalla giornalista e amica Alda Vanzan. In quell'occasione la protagonista aveva risposto così. Mi ha colpita molto l'idea di vedere che fanno un libro su di me. Sinceramente non ho mai pensato che si sarebbe fatto un libro su di me, non mi sento così importante e quindi mi ha fatto un piacere e mi ha anche mi ha intrigato. Adesso c'è una sua biografia che uscirà. È la storia di una famiglia, è la saga familiare, perché la mia famiglia ha questa storia molto avventurosa che comincia a metà Ottocento. Quindi il primo libro che è finito, che uscirà a gennaio, parte da metà Ottocento e arriva ai miei primi 20 anni. Ogni veneto, assieme a tutto il mondo della moda e del giornalismo, ha scritto il presidente della regione Luca Zaia, piange una straordinaria donna e giornalista. La sua vita insegna che se hai voglia di riuscire devi sudare, ma ce la puoi fare. Mi ha colpito uno stilista che sta nelle retrovie di cui non si parla molto, che è Michele Miglionico, che è una persona molto colta, che studia dei momenti della vita, della storia nostra e che li traduce in una moda che è molto molto alta, molto bella. È stato il motivo per cui ho voluto raccontare la storia, la determinazione, il coraggio, la forza di volontà di questa donna. Una storia per certi versi irripetibile, perché si è sviluppata in un periodo storico che abbiamo alle nostre spalle, ma che può essere anche di insegnamento per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Se studi, se ti prepari, se sei determinato, ce la puoi fare.
E ora andiamo a Mestre, dove nel giorno della memoria verrà depositata la prima pietra di inciampo dedicata a Vittorio Bassi, classe 1991. Che cosa ne è di noi se non ne resta il ricordo del nostro nome, la nostra storia, chi siamo stati? Ecco che le pietre d'inciampo ne rappresentano la memoria, la nostra stessa identità, raccontando le vicende di chi è stato deportato nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Nell'ambito del giorno della memoria, Mestre per la prima volta vedrà depositata la sua unica pietra d'inciampo. La deposizione avverrà con una cerimonia ufficiale il 28 gennaio in via del Rigo a Mestre e la pietra è in memoria di Vittorio Bassi. La cerimonia è qui, in zona Carpenedo Bissuola, dove tra anonime mattonelle si affastellerà quella di chi ha scelto di non accettare l'indifferenza dell'antisemitismo, come massimo impegno di carità. C'è stato un grande lavoro da parte dell'anagrafe della terraferma che ringrazio per aver svolto con tanta dedizione questa ricerca. Saranno 29 a Venezia, centro storico, le nuove pietre d'inciampo in memoria dei cittadini veneziani deportati nei campi nazisti, cominciando da Campo Santa Maria del Giglio, con il capoluogo lagunare che sarà così la seconda città italiana dopo Roma per numero di pietre deposte. Noi ad oggi abbiamo su Venezia ben 105 pietre d'inciampo e quindi in questi anni abbiamo fortemente voluto cercare anche un cittadino della terraferma. La cerimonia cittadina del giorno della memoria si terrà domenica 23 gennaio al Teatro La Fenice, quindi giovedì 27 è previsto anche il reading letterario musicale Tra il mare e la sabbia. Racconta la vita di Virginia Gattegno, deportata da Rodi, dove viveva, tornata a vivere a Venezia, dove abita ancora oggi all'età di 98 anni. E ora cambiamo pagina. Il ministro Lamorgese ha assicurato l'impegno del governo a trovare nuovi fondi per il capitolo della rigenerazione urbana. Assicuro che il governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede. Lo ha detto alla Camera, lo ha ribadito al Senato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'esecutivo Draghi è pronto a integrare le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana per i comuni del nord rimasti esclusi dal primo round di finanziamenti. La questione è stata posta a Palazzo Madama nel corso del question time dal senatore Dem veneziano Andrea Ferrazzi, che ha portato l'esempio del Veneto. Nel Veneto, per fare un esempio della mia regione, sono stati finanziati solo 5 comuni e su 227 presentati come progetti ne sono stati finanziati solamente 24. Sappiamo benissimo che il nostro paese, o cresce tutto insieme o non cresce nessuno. E però è del tutto evidente che i criteri che sono stati utilizzati per aggiudicare le risorse finanziarie sono stati dei criteri particolari che hanno sfavorito in maniera troppo penalizzante i comuni del nord. Lamorgese ha fatto riferimento in particolare agli ulteriori 200 milioni di euro implementati con il decreto PNRR e alla possibilità introdotta dalla legge di bilancio di accesso anche ai comuni sotto i 15.000 abitanti. Soddisfatto per il momento Mario Conte, presidente dell'ANCI, il primo a chiedere la revisione dei parametri, ribadita lunedì a Padova alla stessa ministra Gelmini. Io rimango fiducioso. Il comune di Treviso, questo bando vale 20 milioni, però per i comuni limitrofi sono davvero una montagna di soldi che potrebbero arrivare per dei progetti che nascono dalle esigenze delle nostre comunità. Quindi fino alla fine continueremo a combattere per questa dignità amministrativa e questo principio di equità che deve vedere i comuni veneti premiati tanto quanto i comuni del sud, perché stiamo parlando di esigenze della nostra comunità. Derubavano gli anziani anche aggredendoli e minacciandoli. 4 persone arrestate, 2 denunciate. Si tratta di una banda di rumeni che avevano base a Mestre.
Avvicinavano le vittime prescelte, anziani, poi con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno il colpo, ma non si limitavano a strappare monili in oro, catenine e orologi. Se si trovavano di fronte ad una qualsiasi resistenza, senza esitazione aggredivano le loro vittime. Non solo, in un caso sono arrivati addirittura ad una minaccia terribile: fermo o ti spariamo. In un altro, a Roncade, un anziano che aveva tentato di reagire è stato scaraventato a terra, caduta che gli aveva procurato delle lesioni. In manette sono finite 4 persone, 2 coppie di rumeni sui 30 anni. La banda aveva la base in un B&B a Mestre. Da lì partiva per agire in tutta la provincia di Treviso. Non solo, ha colpito anche in altre regioni del nord Italia. 13 tra rapine e furti accertati commessi nella Marca tra giugno ed agosto 2021. Le vittime, persone fragili, il più giovane 66 anni, il più anziano 91. La tecnica era quella dell'avvicinamento e con un pretesto quale la conoscenza di un parente, proporsi per un lavoro, la richiesta di un'informazione e poi subito l'abbraccio, e laddove questo non portava ad acquisire l'area furtiva e i gioielli, ci poteva essere anche lo strattonamento che ha portato alla caduta di un anziano o addirittura alla minaccia. Oltre ai 4 arrestati, altre 2 donne sono state identificate e denunciate. I carabinieri le stanno cercando. Per loro è già scattata la misura di divieto di dimora nella regione Veneto. Come siete arrivati alla cattura di questi 4? Beh, innanzitutto il lavoro delle nostre stazioni, le stazioni sul territorio, i controlli delle nostre pattuglie, le denunce delle vittime che sono state importanti, le segnalazioni e quindi le ricostruzioni, importanti le videosorveglianze, e come diceva il procuratore è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni. Una banda specializzata con una grande capacità delinquenziale, avevano numerosi alias, cambiavano spesso macchina soprattutto quando venivano fermati dai carabinieri per controlli. Le indagini continuano per accertare se sono sempre loro gli autori di altri colpi. E non finiscono qui gli arresti. Gli agenti della polizia municipale hanno fermato una donna bulgara mentre usciva da un hotel insieme a un'altra donna di origini macedoni presso i sottoportici di Corso del Popolo a Mestre. La prima è stata trovata in possesso di 2 dosi di cocaina nascosta all'interno del reggiseno, la seconda di una dose di cocaina e di una di marijuana. La perquisizione è proseguita nella stanza dell'hotel in quale dove alloggiava la donna bulgara sono state rinvenute circa 30 dosi di cocaina e 2 bilancini di precisione all'interno della stanza occupata dall'amica di nazionalità macedone, nei confronti della quale ora sono in corso accertamenti per chiarirne la posizione. È stato invece sorpreso il suo fidanzato, un italiano di 31 anni con 75 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. La donna di nazionalità bulgara e l'uomo sono stati arrestati. E adesso il saluto di Monsignor Tessarollo alla sua amata comunità Chiogiotta. Monsignor Tessarollo, con che spirito si appresta a vivere questo momento? Con spirito sereno, perché come accennavo prima, dopo un lungo tempo di servizio, ho fatto 50 anni di sacerdozio e 12 e mezzo di vescovo, il nostro cuore, la nostra mente ha anche altri spazi che mentre sei al lavoro dici, beh, questo ci penserò quando avrò più tempo, quando riuscirò. E adesso ho tanti sogni dentro. Sarà proprio Monsignor Adriano Tessarollo a passare il pastorale al suo successore Monsignor Giampaolo Dianin, alla guida della diocesi di Chioggia, che si estende su un territorio ampio lungo la costa adriatica per 68 parrocchie. Un avvicendamento che avverrà in 2 tappe. Domenica 23 gennaio alle 16 in cattedrale il saluto al vescovo uscente. Domenica 30, sempre alle 16 in cattedrale, l'ingresso del successore. Nello stemma, sulla tua parola getterò la rete. Allora, la parola di Dio è detta, è fedele e rimane in eterno, cioè non viene meno. Quindi ci accompagna, andiamo avanti con la fiducia. Entrambe le celebrazioni per l'emergenza sanitaria saranno per un numero contingentato di fedeli, non più di 350 posti, e si accederà con pass nominale. La celebrazione d'ingresso sarà presieduta per la parte iniziale dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia,
Al vescovo Adriano intanto è arrivato oggi il ringraziamento anche delle autorità cittadine. A nome mio, a nome di tutta la città di Chioggia, ringrazio Sua Eccellenza Adriano Tessarollo per questi 16 anni trascorsi nella nostra città. Diciamo che ci mancherà questo vescovo social, perché il nostro vescovo era molto social, utilizzava Facebook, quindi era comunque presente anche tra la cittadinanza grazie a questi media. Possibili gelate notturne dalle 22 mezzi spargisale in azione nel comune di Venezia, la protezione civile e la centrale operativa della polizia locale questa sera entreranno in azione con i mezzi spargisale su tutti i percorsi carrabili del territorio comunale in terraferma, Piazzale Roma, Sant'Erasmo, al Lido di Venezia, Pellestrina. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Un indotto da 10 milioni di euro per 750.000 presenze, un grandissimo successo per l'edizione natalizia di Wonderland a Caorle. Svolta per il turismo invernale a Caorle, 750.000 presenze e indotto da oltre 10 milioni di euro. Arrivano i primi bilanci da parte degli enti coinvolti nella realizzazione del mercatino più lungo d'Europa. Alberghi sold out prima delle restrizioni Covid, stagione quasi estiva per ristoranti e commercianti. Picco di turisti da Germania e Austria, si sta già lavorando alla prossima edizione. Successo dunque per il Natale di Caorle, decisamente in controtendenza con altre località turistiche tra le più blasonate, una su tutte Venezia, dove non soltanto a Natale, ma sebbene con il Carnevale alle porte, tra alberghi, bar e ristoranti, secondo Confesercenti e vista l'impennata di contagi di questi giorni, potrebbero bloccarsi ben 3.000 addetti del settore. Tornando a Caorle, con Wonderland, durata per oltre un mese, la città ha dimostrato di essere attiva non soltanto d'estate, complice dello strabiliante successo, la bellezza naturale e storica della perla dell'Adriatico, insieme alle proposte che hanno coinvolto grandi e piccini, dai simpatici alpaca alla pista da sci da fondo, il trenino e la biblioteca per bambini, le immancabili le cornie da fiaba con il suo immancabile carosello. Questo era l'ultimo servizio, ora le previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina ancora il nostro paese, regalandoci un'ennesima giornata di bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, anche la nostra regione è protetta dall'alta pressione, tanto sole dappertutto, cielo sgombro da nubi, salvo possibili locali foschie o nebbie in pianura verso sera. Venti a tratti moderati occidentali sulle aree pianeggianti. Temperature senza particolari variazioni, minime tra -3 e 1 grado, massime tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non cambia lo scenario, poche novità, sempre ampio soleggiamento, cielo sereno su tutti i settori. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non sono previste piogge, tanto sole con qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.